Bentrovati con una nuova puntata di Face to Face, il faccia a faccia con i protagonisti del calcio siciliano. Vado subito a presentare il nostro ospite con la solita scheda informativa. Ex enfant prodigio del calcio siciliano, ex calciatore, adesso allenatore. Amato dai suoi ragazzi, non molto simpatico a tutti coloro che lo vedono tutto di un pezzo. Poco incline a compromessi e questo spesso dà fastidio. Ma lui è questo, prendere o lasciare. Nel nostro faccia a faccia, Davide Boncore. Ciao Davide, ciao ben trovato. Ettore, ben trovati a tutti voi. Ti rivedi Grazie. in questa scheda? Tutto di un pezzo? Sinceramente sì, anche se con gli anni un po' di malleabilità l'ho avuta, l'esperienza mi ha portato a questo. Si è un po' cambiato, Sì, no? Dai sì. primi anni da allenatore agli ultimi probabilmente c'è stato un piccolo cambiamento. Sì, anche perché anche il calcio un po', le vicissitudini dei ragazzi, delle cose sono cambiate, quindi o t'adegui o t'adegui. Fai un altro mestiere Sì. probabilmente. Allora Davide, 7 domande con 7 risposte, cercando di scoprire la figura appunto di Davide Boncore. Sei pronto? Sì. Benissimo. Andiamo subito con la prima, che è un po' riprendere la chiacchierata iniziale proprio del nostro face to face. Ma è vero che difficilmente scendi a compromessi e che vai troppo spesso dritto per la tua strada, contro tutto e tutti? È stato così, l'ho dimostrato in passato perché la vita mi ha messa con le spalle al muro e quindi so fare questo, ho fatto tanta gavetta e quindi non mi sento di tradire quello che faccio. Lo faccio anche per dare anche un indirizzo ai miei figli. Spesso e volentieri anche con dei litigi, no? Perché molte controversie poi chiaramente portano probabilmente a discussioni accese. Sì, però spero che litigio no, spero di essere sempre dalla parte del giusto e di lasciare qualcosa dei ragazzi di positivo, Bene. mai in negativo. Che ruolo ha nel mondo del calcio l'amicizia con i direttori sportivi oppure con i presidenti, secondo te? Io per esempio ti prendo un esempio di quest'anno. Io tramite Marco Lo Giudi, che siamo amici oltre che un grande direttore sportivo, ho conosciuto una persona abbastanza umile come il presidente. Non è subito a pelle, ci siamo capiti quello che volevamo e abbiamo intravisto le stesse idee. Piana, quello che si doveva fare, quello che si non doveva fare e fin dal primo giorno avevamo prefissato questo obiettivo. Quindi allora esiste l'amicizia possibile tra allenatore e presidente? Sì, secondo me sì, però io sono un tipo che voglio essere riconoscente, perché quando arrivi e firmi un contratto e sei dipendente, io sono un tipo che ti voglio dare e te lo voglio dare tu mi devi apprezzare per quello che faccio in campo. Ho capito, ma tutto questo con i presidenti oppure anche con i direttori sportivi che hanno spesso e volentieri un po' un carattere più particolare? No dai, con i direttori anche quando giocavo avevo direttori tipo Cesare Sorbo, direttori importanti, avevo Claudio La Mattina a Vittoria, quindi ci sono Uomini i direttori, di sei calcio. uomini di calcio, hanno vissuto il calcio ed è ancora più facile, solo però in questo calcio è più difficile trovare quelle figure anche perché i ragazzi hanno una mentalità diversa. Quindi è cambiato un po' il Sì. calcio rispetto a quello che praticavi tu, tra virgolette, da giovane. Sì, è cambiato molto, però vi ripeto, spero di trovare un gruppo come ho trovato quest'anno che se tu scegli Piana è perché senti qualcosa di forte. Hai bisogno quasi di rilanciare un po' la tua carriera, no? Sì. Vale per te, ma vale anche per i anche calciatori. per loro, sì. Abbiamo trovato un ambiente forte, si è creato qualcosa di importante. Merito anche di questi ragazzi e della società alle spalle che non ha fatto mancare nulla. C'è qualcosa che adesso cambieresti della tua carriera calcistica passata? C'è qualche scelta affrettata oppure qualche litigio di troppo? Io ho vissuto 7 anni con mia moglie in Sardegna, ho costruito una casa pure là in Sardegna, ho intrapreso la carriera di allenatore là, ho fatto tutte le categorie, dalla seconda categoria fino alla Lega Pro. In Lega Pro ho fatto il secondo a Bucchi, a fine anno, solo che in Sardegna avevo un lavoro, gestivo un'azienda di rifiuti di 52 operai. Addirittura. Sì. Con l'ingegnere, il sindaco del paese, perché io ho finito la carriera alla Torres da capitano. Ti sei affezionato un po' all'ambiente, sì, e hai trovato anche alternative lavorative. Sì, tant'è vero che mio figlio è nato là a Sassari, il piccolino.
dove mi era fatta la proposta da Bucchi di andare con lui, mi sembra a Benevento, e poi è andato lui a Perugia. E io non me la sono sentita perché avevo il lavoro alle spalle e ho continuato per la mia strada. È una scelta difficile probabilmente. È stata una scelta difficile, adesso un po' è stata una scelta sbagliata perché poi il lavoro si è fermato, perché la regione doveva ambientarsi, doveva adeguarsi e tutto. È successo qualcosa che ti può far pensare che forse con il senno del dopo avresti fatto altre scelte? Sì, c'è stato un anno per non sentire mio padre, ho sentito mio padre, un anno sono andato a Fano in Serie C, venivo dalla Battipagliese, che mi avevano portato a Battipaglia in Serie D, e mi volevano fare un biennale, avevo 23 anni, mi ci aveva portato Perinetti con Calori, allenatore. E siamo andati io, Trionfante e Lisuzzo, siamo andati là tutte cose, 2 settimane. Sono ritornato a Battipaglia, ho lasciato la Serie C per ritornare in Serie D. C'era qualcosa che non ti piaceva evidentemente nell'ambiente? Sì. Adesso avevo pressioni. Che scelta faresti adesso? Adesso di sentire mio padre, di fare il professionismo e rimanere là. Ho capito. Guarda che tu, secondo me, hai letto qualche domanda, perché la prossima riguarda proprio la famiglia. Infatti volevo chiederti il ruolo della famiglia nel tuo percorso sportivo, da giovane calciatore con i tuoi genitori e adesso da allenatore con tua moglie. Sì, io giocavo in una scuola calcio alla Fortitudo, qua allo Zenne, sono cresciuto nel quartiere Zenne, dove c'era parecchia fame, si cresceva sulla strada, è un calcio che non c'è più, che non esiste più, quindi è un calcio che non mi rivedo più in quel calcio là. Sono cambiate troppe cose. Sì, diciamo. Mio padre era un impiegato Enel e è riuscito a crescere 5 figli in quel quartiere e mi ha lasciato tante cose, tanti valori che io spero di rispecchiarmi in lui. Quindi in poche parole tuo papà è stato fondamentale nella tua carriera agli inizi da calciatore. Sì, però non era uno invadente, uno mi lasciava libero nelle scelte. Stava al posto suo. Sì. Non era appunto no, il papà. assolutamente, anche perché io già a 17 anni giocavo alla Leonzio. Già ero fuori casa, a 15 anni sono andato 6 mesi in Inghilterra, quindi già ero fuori. Già Spirito libero, direi. Sì, ho girato parecchio, Sicilia, Campania, tanto. Questo per quanto riguarda il rapporto con i genitori, mentre invece adesso da allenatore, quindi con un altro ruolo, il rapporto familiare con tua moglie. Sì, è stata sempre lei a sopportarmi in questo percorso. Ho avuto la fortuna di trovare una compagna veramente che... Lei è sarda? No, è di Palermo, è venuta con me, è partita con me in Sardegna. Avevamo finito il viaggio di nozze ad Olbia, al Golfo Aranci, siamo rientrati e mi chiama questo presidente della Torres. Noi abbiamo finito la casa qua a Villa Cazzai Carine, tutte cose. Dice: mister, te la senti di fare questo percorso? Ho avuto referenze ottime e siamo andati in Sardegna. Da quel momento ho finito la carriera da calciatore e ho intrapreso la carriera di allenatore là. Devo dire che il tuo percorso è molto intrigante e ci si può scrivere anche un libro in un certo senso. Senti, qual è il sacrificio più grosso che faresti adesso per una panchina blasonata? Non lo vedo un sacrificio, perché mi sento forte nel lavoro, però mi sento limitato. Mi sento limitato perché in passato ho dimostrato che non è servito a nulla. Non è servito a nulla perché io sono sceso dalla Sardegna, ho preso una squadra terzultima in classifica e siamo arrivati settimi in classifica con l'Alcamo. Mi hanno chiamato a Troina, ho fatto 2 anni a Troina. Grandi campionati. 2 anni, ho fatto un 7° posto l'anno che ha vinto il Bari e un 4° posto dietro il Palermo. Il girone d'andata ero secondo dietro il Palermo con un gruppo di ragazzi. Poi altre vicissitudini, mi volevano in C, non avevo il patentino di UEFA e c'è stato un declino. Quest'anno è stato il 3° anno che parto dall'inizio, 2 anni a Troina e quest'anno. Una volta che col lavoro diventi squadra te la puoi giocare con tutti. I giovani sono croce e delizia per ogni allenatore e su questo lo possiamo gridare ad alta voce. Se ne hai sotto mano qualcuno sei certamente felice e contento, ma se non ce l'hai, come ti comporti? Cioè, sei pronto a lavorarci per dargli miglioramenti tecnici che possono essere utili per lui ma utili anche per te all'interno della squadra? Io penso che c'è sempre da migliorarsi. Il calcio che io ho sempre manifestato è un calcio ad alta intensità, quindi ho bisogno di parecchi giovani in squadra che mi rispecchiano.
pochi tempi morti in allenamento, in partita, è un lavoro di transizioni. L'ho fatto sempre, l'ho prediletto sempre. Infatti mi piace il giovane sveglio, il giovane pigliato subito, che ha le letture facili. Basta spiegare una volta, non necessariamente con continuità. No, se è il caso lo ripeto tranquillamente con insistenza, però quello che si fa lo si fa alla massima intensità. Quindi fortunati gli allenatori che dispongono di giovani che hanno questa capacità, sì, no? Sì, anche perché io ho lavorato anche con la Beretti della Torres, con un gruppo intenso, un po' di esperienza l'ho maturata con ragazzi, con gente che non veniva dal professionismo. La Torres è stata promossa in Lega Pro e c'era questa squadra da formare. Ho fatto selezione in Sardegna e ho preso tutti i giovani della Sardegna che non avevano fatto un percorso professionista. Addirittura. E ha vinto il campionato il Frosinone di Stellone. Sì. E noi siamo arrivati sesti, siamo entrati nella storia della Torres, con un gruppo di ragazzi che mi costruito seguiva. quasi per l'occasione. Sì. Il tuo tempo libero quando diventa essenziale? Quando devi scappare da qualcosa oppure per ricaricare le batterie? Lo vedo più per ricaricarmi. Vado a pesca, faccio un po' di giardinaggio, mi piace avere il terreno, ho il terreno, ragazzi carini, mi dedico più a queste cose. Insomma, tempo libero fondamentale per rilassare e caricare le batterie. Sì, pronto per nuove avventure, nuovi percorsi e tante altre situazioni però che si presenteranno. L'indole è quella di stare sempre sul pezzo, non riesco a Anche a quando staccare. sei in pieno tempo libero? Sì, per adesso sto programmando uno stage, ho un 6 anni che programmo dello stage con dei ragazzi che è nato questo stage da dei ragazzi volenterosi che volevano allenarsi per farsi trovare pronto in preparazione. E io questo l'ho assimilato e gli do questo servizio ogni anno. Sì, ma il tempo libero spesso e volentieri si dedica anche alla famiglia. In questo caso tua moglie come si comporta? No, ormai mi sono ormai ti conosce. Sì, ormai ti da conosce. 20 anni che stiamo assieme, quindi mi Quanti ha seguito. figli hai? 2. 2 figli, che si chiamano? Uno Pietro e uno Marcello. Uno è nato, hai detto, in Sardegna. In Sardegna, a Sassari. Sì. E ha assimilato un po' il carattere isolano sardo? Sì, un pochettino è diverso dal grande. L'altro, il grande Esistono Pietro. delle differenze allora? Sì. Chi ti segue tra i due con più intensità? Marcello, il piccolino, diciamo che ha 12 anni e gioca nell'Atletico Palermo. Ah, addirittura, quindi probabilmente vorrà ripercorrere le gesta del padre. Invece l'altro faceva nuoto in Sardegna, è sceso, ha voluto fare un po' di calcio, però fisicamente è portato per il nuoto. Insomma, poi lasci libere anche le persone nel gestire quelli che sono i propri obiettivi, i propri percorsi. Guai se non fosse così, no? Certo. Bene, grazie per esserti raccontato, Davide. Abbiamo carpito anche altre cose sotto questo punto di vista. L'amore del pallone è immenso e probabilmente ancora per tanti anni diventerà il punto fondamentale della tua vita, no? Sì, Ettore, è proprio così, perché c'è stato un momento che volevo mollare, ma quella passione va oltre. È arrivato un gancio dal cielo e ha detto no, tu devi fare questo, probabilmente. Sì. E sei contento, Sì, felice. parecchio. Poi se arrivano i risultati ancora meglio. Sì. E il risultato maggiore è che arrivare all'ultima settimana di allenamenti e i ragazzi non hanno voglia di andarsene. E questa è la cosa più bella. Hai raggiunto il doppio obiettivo, aver raggiunto una buona posizione in classifica e la soddisfazione che i ragazzi ancora vogliono gustarti in una stagione che spesso e volentieri è lunga e tortuosa. Sì. Grazie Davide. Grazie a voi. Bene, abbiamo concluso qui lo spazio del nostro face to face insieme a Davide Boncore. Appuntamento al prossimo.